forze d'Ercole. Erano gare di agilità e di robustezza fra le due fazioni popolari in cui era divisa la città, i Castellani di Castello e i Nicolotti di Dorsoduro. Questi popolani dovevano formare una piramide umana il più velocemente possibile. A volte però queste rivalità si traducevano in gare molto più violente, come le battaglie dei pugni. Venezia ha potuto rimanere attaccata alle sue tradizioni, ai ricordi, alle abitudini, alle costumanze del suo passato. Pensa che alcune delle sue vecchie feste sopravvivono ancora e il popolo veneziano non manca di parteciparvi. E una delle feste che sopravvivono è proprio la festa della Madonna della Salute, che si svolge il 21 novembre. In questa occasione un grande ponte unisce le due rive del canale tra Campo Santa Maria Zobedigo e l'imbarcadero di San Gregorio, in modo che la gente possa più facilmente accedere alla basilica per ricordare il giorno della liberazione di Venezia dalla peste. Adesso stiamo andando in una zona di Venezia dove nel 1520 circa è successo un fatto abbastanza particolare. Si tratta della vicenda di Biasio. Adesso siamo in campo San Jean de Goa, San Giovanni Decapitato, dove anticamente c'era anche la sede del boia. L'approdo del vaporetto prende il nome da Riva di Biasio, cioè il posto in cui ci troviamo. Adesso andiamo avanti a scoprire il cartello del Nissioetto. Sì, questo è proprio il Nissioetto, che a Venezia indica un preciso posto. Questo è fatalità, quello di Riva di Biasio, un po' sbiadita. Ancora oggi a Santa Croce vi è un'indicazione, Riva di Biasio. Nel 1520, infatti, Biasio era conosciuto come salumaio e ristoratore in tutta Venezia, tanto che gli intestarono una strada. In quell'anno nel sestiere di Santa Croce però erano scomparsi numerosi bambini, senza chiari motivi. Finché un giorno un forestiero, nello sguazzetto, un piatto a base di carne preparato da Biasio, trovò un dito. Il giorno dopo un inquisitore della Repubblica chiese che Biasio venisse giustiziato. E quello stesso mese Biasio venne definitivamente giustiziato. Il magistrato il ga decretae vostra condanna. Vista e giudicae vostre colpe, che consiste nell'omicidio del nobile Alvisa Zorzi, ve condanna al gio de caneasso a torso nuo. Poi ve verrà tagliata a mano destra, vere trascinai a coda de cavallo fin in piazza, e poi squartai in 4 tocchi, che verran portai ai 4 punti cardinai. Alvisa Tiepolo, inquisitor per la Serenissima. La giustizia era rappresentata dal Doge del Consiglio dei 10. Particolarmente aspre erano le pene per i delitti politici che attentavano alla stabilità dello Stato. La condanna per questi delitti era quasi sempre la stessa, l'estirpazione degli occhi e l'esilio. L'assassino veniva punito con l'impiccagione. Chi aveva commesso delitti più gravi o più atroci contro lo Stato veniva condotto a torso nudo con una chiatta lungo il Canal Grande e martoriato con tenaglie roventi. Ad altezza di Santa Croce gli veniva tagliata la mano destra e poi era trascinato a coda di cavallo fino alla piazza per l'esecuzione capitale. Il corpo quindi veniva squartato e di 4 pezzi rimanevano per qualche giorno appesi in piazza ed esposti al pubblico, e poi portati ai 4 punti cardinali che delimitavano la città, e cioè Mestre, Chioggia e Caorle. Alcuni venitti venivano infine puniti con le sforzate, cioè mandati a vogare nelle galere veneziane. Cadenza 20! Silenzio! Silenzio! Tappo in bocca! Tappo in bocca! E
con le braccia, carogne! Le prigioni erano di due tipi, i piombi e i pozzi. I piombi erano situati subito sotto il tetto e durante l'estate l'aria diventava troppo calda e per i condannati diventava irrespirabile. I pozzi invece si trovavano subito sotto il livello del mare e durante la prima acqua alta venivano immersi e quindi morivano annegati. Presentarsi. Cognome e nome. Jenny Pontel. Mortolato Alessio. Egretto Giada. Giorgia Saivezzo. Maelli Scarraro. Busetto Leonardo, so qua! Simone Painella. Alex Rinaldini. Francesca Benetello. Marconi Rachele. Neslia Nosi. Michele Lazzari. Valentina Magris. Criscini Jacopo. Andrea Vecchiotto. Trabucco Marco. Giovanna Alessandra. Zazza Emanuele. Davide Del. Taglialo quel pezzo. Jacopo Luzzardi. Un attimo Freddy. Ne siete tutti responsabili.